Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati in questa nuova pillola dove parleremo di mosse grandi e mosse piccole. Allora, anche qui non posso assolutamente pensare di risolvere il problema e il concetto delle mosse grandi e delle mosse piccole con questo brevissimo video, però vado un po' a seminare un ulteriore seme appunto nel vostro bagaglio culturale per darvi una visione quanto più ampia possibile, anzi che mi è possibile, per farvi capire questo concetto che è molto importante e anche molto astratto, se vogliamo, un po' come tutto il gioco del Go. Allora, ebbi modo già di farvelo vedere una volta il famosissimo Sun Tzu edizione cinese, dove alla seconda pagina si vede per l'appunto una coppia di vecchietti che giocano a Go. Questo perché? Perché mai come altre volte questo esempio ci verrà utile questa sera. L'arte della guerra, ok? Quindi il Go addirittura si pensa sia stato inventato dagli antichi cinesi per descrivere in modo sommario come muovere le truppe nei campi di battaglia. Il concetto di mossa grande e mossa piccola lo si può esemplificare in questo modo qui. Fate mente locale e provate a pensare cosa voleva dire una volta muovere eserciti in un campo di battaglia. Qual era la prima fase della battaglia? Si andavano a disporre le varie parti dell'esercito, per cui la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria, eccetera, eccetera, in giro per il campo di battaglia. Quando si erano conquistate le zone più tattiche del campo di battaglia, si cominciavano le schermaglie, dove appunto si andava o ai ferri corti spada contro spada, oppure la cavalleria contro gli arcieri, oppure le lance contro i cavalli, eccetera, eccetera, eccetera. Questo a grandi linee. Però provate a pensare che concetto brutto e poco efficace sarebbe quello di dire: bene, io poniamo che sia l'esercito nero, dispongo un pezzo del mio esercito all'inizio del campo di battaglia, no? Fuseki, quindi. Dispongo la mia prima parte dell'esercito su un angolo del campo di battaglia. E io, che sono l'altro, che è l'esercito di bianco, invece di disporre anche lui una sua parte di esercito che poi farà sviluppare durante la battaglia in modo che la cosa si compenetri e possa dare la vittoria, bianco va subito a mandare qualcuno ad attaccare l'esercito appena messo giù. Per cui metto una parte di esercito, lo attacco subito, metto una parte di esercito, lo attacco subito. Ecco, questo potrebbe essere un esempio di un generale che pensa in piccolo, ovvero un generale che decide di fare subito delle schermaglie appena l'altro generale dispone le sue truppe. Invece il generale saggio prima dispone bene tutte le sue truppe nel campo di battaglia, quindi nell'Oshi, nell'altro Oshi, poi un po' alla volta nei lati e poi un po' alla volta si prende il Tengen, ovvero il centro del campo di battaglia. Nel Go non cambia nulla. Questa cosa ve l'ho già detta, però questa sera cercheremo di svilupparla in un modo ancora un po' più concreto per cercare di sradicare da alcuni di voi, anzi molti di voi purtroppo, parlo di più qui neofiti, che hanno ancora la tendenza a fare mosse piccoline e sicure che magari gli danno la possibilità di avere subito del territorio, che però sono un bruttissimo investimento per il futuro della partita. Bisogna respirare molto ampi, avere quindi far mosse di ampio respiro, aprire bene la gabbia toracica, inspirare dal naso, chiudere il tanden, buttare fuori dalla bocca e tirar fuori un bel disegno che poi ci verrà utile nella seconda parte della partita, quindi nel medio gioco, e nella terza, nel fine gioco. Soprattutto nel medio gioco, perché nel medio gioco lì sì che ci saranno le battaglie e bisognerà pestarsi a sangue. Però se si sono disposti male le nostre parti di esercito durante il Fuseki, quindi durante l'inizio della partita, la battaglia sarà sicuramente già segnata. Attenzione però che prima delle mosse grandi bisogna fare le mosse urgenti, ma le mosse urgenti le vedremo in un altro video. Questa sera concentriamoci sulle mosse grandi.
vedremo questa sera solo le mosse grandi nell'ambito del Fuseki e mi limiterò a dirvi che le mosse grandi vanno però gestite anche nel medio gioco. Buona visione quindi, e vi annuncio che oltre all'email famosa, che è questa qui, e oltre all'account di Instagram, che è questo qui, ho aperto anche un account su Telegram, ok? Il cui nickname, se volete trovarmi su Telegram, è VenexianoGo, sempre lui, con il quale potrete mettervi in contatto direttamente con me per avere anche, se mi è possibile, rispondervi subito. Io spero che dopo questo video non mi vengano una valanga di richieste che mi intasano il telefono, però se mi è possibile vi risponderò in modo molto più rapido anche a vostri dubbi e perplessità. Quindi grazie per l'attenzione e dopo l'introduzione andiamo a vedere il video. Le mosse grandi, soprattutto nel Fuseki, che vengono denominate Oba in giapponese, dove O significa grande e Ba significa luogo, si può leggere anche Jo come dojo, luogo della via, no? L'ideogramma di Ba significa luogo grande, ok? È un concetto importantissimo nel Fuseki, tanto quanto anche nel medio gioco e nel fine gioco. Più nel medio gioco però, perché nel fine gioco ormai tutto il Goban è pieno di pietre e di mosse grandi effettivamente non ce ne sono poi tante da fare. Ma cosa significa poi questo grandi? Ok? Che differenza c'è tra il grande e il piccolo? Nel Fuseki per esempio sono considerati grandi quindi gli angoli ancora vuoti, gli angoli solo con una mossa appena fatta, quindi in successione, innanzitutto quindi in ordine di priorità, angoli vuoti, angoli dove c'è solo una mossa già fatta e dove è possibile ancora o approcciare o chiudere, e come ultimo stadio le aree vuote ai lati del Goban. Ecco quindi che tutto quello che vi ho raccontato finora sui Fuseki relativamente al fatto che si apre su Yoshi e poi si prosegue dai lati, in realtà si rifà a questo concetto un po' più alto che è appunto quello delle mosse grandi. Di conseguenza voi vi starete chiedendo, ok, benissimo, ma quali sono le mosse piccole? Vi faccio un esempio da un altro punto di vista, ma che ricalca sicuramente esempi che vi ho fatto anche in altri video. Fate attenzione, se per esempio nero apre in un angolo e bianco decidesse di catturare quella pietra lì, quindi fate attenzione, è un'apertura per assurdo, ma per farvi capire il concetto. Quindi bianco, nero sviluppa, quindi nero fa una mossa grande, bianco ha fatto una mossa piccola, bianco fa un'altra mossa piccola, nero fa un'altra mossa grande, bianco fa un'altra mossa piccola, nero fa un'altra mossa grande e bianco finalmente cattura. Ok, e nero ancora un'altra mossa da fare. Facciamo un Sanren 6 qui per esempio. Ecco, cosa potete notare qui? Inutile dire che bianco, sprecando 4 mosse per catturare una pietra, non ha combinato assolutamente nulla, mentre nero ha gettato delle basi per poter avere una montagna di punti sia qui che qui. È come se nero avesse 4 pietre di vantaggio su bianco. Ecco, ridotto ai minimi termini, il concetto di mosse grandi e mosse piccole è proprio questo qui. Per cui in una partita vera, ok, questo è un esempio per assurdo che vi ho fatto per rendere e per enfatizzare molto il concetto di mossa grande e di mossa piccola, ok? Però se durante un Fuseki doveste cominciare a trovarvi per esempio in questa situazione qui, io sto andando a caso, tocca ancora nero, quindi abbiamo detto prima regola angoli vuoti, seconda regola angoli dove c'è solo una pietra, quindi per esempio proviamo a fare un Kakkari. A questo Kakkari si gioca generalmente un Joseki standard, che è questo qui, eccolo qui. Tocca ancora nero, qual è un altro punto grande? Ok,
Beh, un punto grande può essere per esempio la volontà di distruggere l'influenza di bianco qui, magari tentando un Kakari da questa parte, quindi proviamo a giocare giusto per fare la cosa un po' scolastica, lo stesso Joseki che abbiamo giocato su, quindi qui e quindi qui, tocca ancora nero. Un'altra mossa grande quale potrebbe essere? Potrebbe essere per esempio la chiusura in questo punto qui, oppure se si fosse fatta l'apertura cinese, anche se ormai siamo in ritardo, potrebbe essere questa qui. Bene, mettiamo che nero abbia giocato qui, quindi per fortificarsi il lato di destra qui si sacrifica il sente, quindi adesso il bianco prende il sente. Qual è il punto più grande che può trovare bianco ancora? Di sicuro non sarà un'invasione da queste parti qui o un attacco da queste parti qui, ma vediamo che ci sono ancora delle ampie aree in cui bianco ha la possibilità di approcciare. Può tentare di approcciare per esempio quella pietra lì con il famoso shoulder hit, dove se nero conosce il Joseki si verrebbe a sviluppare per esempio una cosa del genere. Bianco per chiudere il Joseki perde il sente, per cui il sente passa di nuovo a nero. Dov'è un'altra zona ampia? Ok, un'altra zona ampia è sicuramente questa, o questa qui, meglio questa qui, oppure la chiusura di questo lato qui. Ecco, già questa qui, nonostante sia una mossa che genera un bel po' di punti, potrebbe cominciare a essere considerata una mossa un po' piccolina, nel senso che il valore della nostra pietra non va a fare un sabaki, cioè uno sviluppo di una zona che poi potenzialmente può diventare un grande moio, ma tra virgolette si accontenta di una piccola porzione di Goban. Ecco, forse la parola giusta che può aiutarci a capire il concetto di mossa grande e mossa piccola è il fatto di accontentarsi. Ripartiamo quindi da zero. Allora poniamo appunto che nero ricominci a fare un'apertura, sempre per esempio sull'Oshi. Ci sono anche partite di professionisti che partono subito all'attacco di quella pietra lì, magari con un Kakari in questa direzione. Allora anche qui per praticità andiamo a fare il solito Joseki, ok? Quindi per esempio qui, qui, qui e qui, ok? Cosa dovrebbe fare bianco che ha il sente in questo momento? Beh, evidentemente dovrà andarsi a prendere, seguendo la nostra regola, alcuni di questi angoli che sono ancora vuoti. Di sicuro non dovrà fare mosse piccole. Per mosse piccole, appunto, lo ripeto, possono essere mosse che rendono, diciamo, magari un malloppo di punti esiguo ma sicuro quando di fronte abbiamo ancora tutto il Goban libero. Per cui, per esempio, una mossa piccola può essere una mossa di paura. Vi faccio un esempio. Vi ho insegnato la volta scorsa a fare la base, no? Che ha questa forma qui. Ecco, se bianco adesso qui avesse un po' di titubanza perché non sa come andare avanti e decidesse ok dai mi faccio subito la mia bella forma così, ecco questa potrebbe essere considerata una mossa piccola. Bisogna essere audaci, credere in noi stessi e svilupparsi per esempio negli altri Oshi. Come potrebbe essere quello che gli inglesi chiamano un overplay, cioè un farla fuori dal vaso, diciamo, quello di voler andare subito ad attaccare per esempio queste pietre qui, perché in questa fase della partita la cosa non avrebbe quasi senso. Poi per l'amor di Dio magari ci sono dei professionisti che l'hanno già fatto, eccetera, però cominciare a lavorare subito su un angolo quando abbiamo ancora il Goban intero generalmente non è mai una buona cosa. Ripetendo quindi nel Fuseki la priorità dovrebbe essere data dove ci sono le grandi aree e cercando in tutti i modi, se possibile, di mantenere il sente. Un'altra grande
nota di importanza durante il Fuseki è cercare di trovare quella che in giapponese si chiama Oba no Tedomari, ovvero l'ultimo grande punto in cui conviene giocare. Okay? Perché una volta che si gioca l'Oba no Tedomari significa che il Fuseki è finito, non ci sono più mosse grandi, di conseguenza si passa al medio gioco, e nel medio gioco, come molti di voi sapranno, è il punto in cui si cominciano a sviluppare i combattimenti più aspri. Per cui, rifacendo vedere ancora un'altra volta, ma solo per rinfrancarvi nuovamente sulle aperture, ok, quindi proviamo questa volta un'apertura un po' diversa, quindi l'apertura cinese di nero, quindi facciamo per esempio un Sunrise 6 di bianco e l'apertura cinese per nero, che è per l'appunto questa qui, ecco qui, nero assente. Dove giochereste voi? Ok, allora abbiamo detto angoli dove c'è ancora solo una pietra giocata. Allora, per esempio lo stile potrebbe essere quello lì, e allora qui si gioca, ripeto per l'ennesima volta, il Joseki. Ora abbiamo anche questa pietra qui, per cui magari bianco potrebbe anche giocarla in quella posizione. Nero approccia, bianco protegge, nero se ne scappa. Bianco potrebbe prendere subito in contropiede. Qual è un altro grande punto? Eccolo qui. Potrebbe giocare in questa posizione, o meglio ancora il Kakari in quella posizione lì. Nero potrebbe minacciare la pietra di bianco, e bianco magari se ne esce qui, minaccia di entrare. Nero si protegge e mantiene la grandezza della mossa, perché qui stiamo già entrando in un ambito un po' conflittuale. Bianco potrebbe lasciar perdere e andare per esempio a fare uno shoulder hit da questa parte, Joseki dello shoulder hit da questa parte, bianco va qui, nero assente, è ghiottissimo questo lato perché nero qui è solo una pietra, allora andiamo ad approcciare per esempio da quella parte lì, quindi proviamo a giocare di qua, solito Joseki, vedete? Probabilmente questa mossa qui non va bene perché bianco, adesso me ne accorgo, lo sto facendo un po' così al volo, bianco qui si andrebbe a chiudere troppo questa zona qui, per cui probabilmente un punto grande in cui far giocare nero sarebbe sicuramente un Kakari da quella parte lì. Questo Kakari bianco dovrebbe probabilmente giocare in quella posizione lì, allora nero esce, bianco qui allora chiuderebbe. Ecco, vedete, qui non ci sono ancora grosse schermaglie. Nero potrebbe decidere di approcciare in questa posizione. Bianco chiude qui, nero è abbastanza forte per poter uscire, nero ha una base, però vedete nero è riuscito a dividere questi due gruppi e ridurre un po' l'influenza di bianco. Tocca ancora nero, questa pietra è solitaria, per cui potrebbe decidere di andare da quella parte lì per chiudersi questa zona ampia, di conseguenza bianco andrebbe sicuramente a giocarsela da questa parte qui, o addirittura magari un po' più in alto. Nero potrebbe compensare. Ecco, questo potrebbe essere l'Oba no Tedomari. Ok, abbiamo chiuso le grandi zone. Qui probabilmente nessuno dei due ha altre grandi mosse da poter fare e potrebbero cominciare quindi i combattimenti. Ecco, io vedo per esempio queste due pietre qui un po' divise da queste e un po' divise da questa qui, per cui magari il bianco potrebbe tentare di fare una mossa del genere per cominciare a mettere in difficoltà e dividere quelle pietre lì, ma già qui siamo in un combattimento. Anche nel medio gioco, qui non vedremo il medio gioco, qui abbiamo visto il Fuseki, ma anche nel medio gioco il concetto è lo stesso. Non fate mosse piccole ma mosse grandi, dove per mosse piccole le possiamo leggere come mosse che va bene così, dai, mi accontento, ok? Perché se vi accontentate, chi non risica non rosica, come dice il vecchio proverbio. Spero di avervi illuminato ancora un pochino, grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima pillola. Arrivederci.